Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, questa sera siamo all'AZ per il secondo casting per il calendario Bellezza Venezia 2020. Adesso vedrete tutte le ragazze che hanno partecipato a questo casting e alla fine del video ci sarà anche l'intervista a ognuna di loro.
Adesso sei stata poco, ti voglio un po'. Anche solo. Deve essere consapevole che stai bene su quindi riesco a fare tipo 3 passi lentamente. Ci prepariamo per una bella foto di gruppo. Sì. Le pronte? Si carica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora ragazzi, tutte qua, facciamo una bella foto di gruppo. Però bisogna tirare via. Sì, adesso la facciamo bene, Questa è la foto più importante della serata. Ciao a tutti, siamo qui con Regina che quest'oggi ha fatto il casting per il calendario di Bellezze Veneti 2020. Regina, come ti è sembrata questa esperienza? È stata una bella esperienza perché ho avuto la possibilità di fare foto con dei fotografi, che è ciò che più mi piace, infatti da grande mi piacerebbe fare la fotomodella,
e spero di poter comparire nel calendario di Bellezze Venete del 2020. È uno dei miei sogni. Beh, diciamo che allora noi ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo da tutta la nostra famiglia di G di Ferro e speriamo di vederti prossimamente sul calendario. Grazie e buona serata a tutti. Siamo qui con Aurora, anche lei è stata una partecipante del casting di Bellezze Venete 2020. Aurora, come ti è sembrata questa esperienza? Come ti sei trovata con i fotografi? Mi sono trovata molto bene e mi aspettavo appunto una bella esperienza e così è stata. Mi sono divertita e mi è piaciuto. Cosa ti aspetteresti con questo calendario? Che porte speri possa aprirti? Beh, sicuramente è un calendario importante, quindi innanzitutto speriamo di essere state scelte e dopo non lo so cosa mi aspetta. Un'idea più o meno generale ce l'hai? Cioè, cosa ti piacerebbe che ti porti? Mi porti a essere conosciuta da magari persone importanti e lavorativamente importanti. Ecco. Perfetto, allora ti auguriamo anche a te un grandissimo in bocca al lupo da tutta la nostra famiglia e speriamo di vederti presto sul calendario. Siamo qui con Linda, che anche lei quest'oggi ha partecipato a questo meraviglioso casting per fare questo prestigioso calendario. Linda, come sei venuta a conoscenza di questa opportunità lavorativa? L'ho conosciuto tramite i social su Facebook e ero interessata perché comunque era qua vicino, era una cosa interessante anche per essere un po' più sicura di me stessa e con dei fotografi comunque bravi e sono stata contenta di aver partecipato. Ma tu è la prima volta che fai qualcosa nel mondo della moda comunque o hai già avuto altre esperienze? Io faccio la parrucchiera, mi occupo comunque di moda, però nell'ambito di fotografi no, nell'ambito fotografico no. Ok, beh, allora ti auguriamo anche a te un grandissimo in bocca al lupo e speriamo di vederti su questo calendario. Ciao, grazie mille. Ciao Valentina, anche tu sei venuta qui oggi per il casting e come ti sei trovata con i fotografi e comunque anche con le tue colleghe che sono state qui oggi? Beh, per me è stata la prima volta, mi sono trovata molto bene, una buona esperienza e tutti molto gentili e mi è piaciuto. Comunque abbiamo visto che è comunque anche un sostegno da parte del tuo compagno che speriamo sia anche molto fiero di te, che scommettiamo che sarà il primo a comprare tutte le coppie possibili perché nessuno ti guardi, però dai, comunque diciamo che è bello avere un sostegno da parte delle persone a cui si ama. Sì, è molto bello avere un sostegno sempre con sé, insomma. Allora ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e speriamo che anche tu possa partecipare a questo fantastico calendario, te lo auguriamo veramente con tutto il cuore. Grazie mille per essere venuta qui con noi. Ciao. Grazie. Ciao Serena, anche tu sei venuta qui oggi appunto per partecipare a questo calendario e hai usato con un costume che dice perfetto, quindi diciamo che ti senti perfetta per fare questo calendario? Sì, vorrei essere perfetta per il calendario, spero di essere stata scelta. Beh, noi te lo auguriamo tutto il cuore, comunque sei bellissima, sei stata anche molto brava, sei stata molto disinvolta e comunque non è la prima volta che comunque tu partecipi a cose di moda o comunque anche a casting, sembrerebbe, giusto? Sì, comunque ho già partecipato a vari shooting e sfilate. Beh, si vede, complimenti e ti auguriamo comunque con tutto il cuore di fare parte di questo calendario e speriamo appunto di vederti nel tuo mese. Grazie mille per essere stata qui con noi. Grazie. Siamo qui con Greta, la famosissima Greta Nordio che non era con noi da un anno a questa parte ormai, ci aveva abbandonati, non ci ha più calcolato, se n'era andata, però oggi ha fatto di nuovo il suo debutto con questo casting per questo bellissimo calendario. Oltretutto, signori, è l'unica bionda, cioè tra tutte è l'unica bionda. Hai fatto la decolorazione? No, Bugiarda. sono miei, tutti naturali. Non ti credo, Lo giuro. non ti crederò mai, l'hai fatta apposta perché volevi apparire per forza. Mi sono informata. Vabbè Greta, noi ti auguriamo veramente Grazie di partecipare a questo calendario e veramente sei stata bravissima e complimenti, ci vediamo alla prossima. Ciao. Allora, sei stato soddisfatto di questo casting al Lazio di Padova? Beh, direi che basta parla da solo. Faccio un bel applauso alle ragazze, faccio voi anche perché siete state applauso, siete state brave, soprattutto quelle che hanno posato per la prima volta, perché ricordo che questo calendario da 14 anni è anche un progetto nato per scovare volti nuovi, un po' mi sento un po' un talent scout, no?
Quindi Si potrebbe dire di sì comunque, perché fai nascere comunque anche nuove modelle. nuove modelle, nuovi volti per lo spettacolo, per il cinema. Tante ragazze hanno veramente sfondato. Ovviamente dopo bisogna perseverare. Il calendario è un trampolino, è una vetrina. Dopodiché se una ha, come si dice, i numeri, va avanti. Le aspettiamo al prossimo casting. In ogni caso delle ragazze sicuramente saranno prese sia oggi sia in quello precedente dove siete già venuti, quindi bisogna dire che portate fortuna. Brava Giulia. Grazie mille. Comunque ricordiamo anche dove ci si può vedere tutte le informazioni sui vari casting, che appunto è la pagina Facebook di Bellezze Venete e il sito bellezzevenete.com. Comunque qui voi troverete tutte le varie info per i calendari e vari casting, così da qui potete direttamente parlare col nostro mitico talent scout ormai, perché così bisogna... Ma ormai sei un talent scout, è inutile. Ora è inutile, quindi andate tutte su questo sito e iscrivetevi perché vi vogliamo a palate. Ciao a tutti, grazie mille. Bene amici di GD Ferro Team, diciamo che la serata è conclusa, abbiamo visto delle bellissime ragazze, appunto delle stupende bellezze venete. Ci vediamo alla prossima tappa e vi ricordo sempre che per restare aggiornati con il calendario dovete sempre andare sul sito, sulla pagina Facebook di Bellezze Venete. Alla prossima, ciao!